Bene, come diciamo in campidano, scipieso buitaseus in noi. Veniamo a conoscere i motivi per cui siamo tutti insieme, noi e voi, convocati. Ehm, Tutto nasce da una sciocchezza, ma una sciocchezzuola che mi capitò anni fa a Rio de Janeiro, in Brasile. Successe che, sapete che quanto i brasiliani amino eh, gli italiani, no? Li amano tantissimo. E io ero lì che facevo il mio lavoro, a un certo punto ci invitano a cena, andiamo a cena e dico, da dove vieni? Vengo dall'Italia. Ah, dove? In che zona dell'Italia? La Sardegna. Avevo la cartina dell'Alitalia, allora distribuivano e aprì la cartina dell'Italia e la Sardegna era sotto la leggenda. Avevano messo la leggenda sopra la Sardegna, con tutte le spiegazioni delle città. Io non avevo guardata la cartina e gli ho detto, giuro che c'è. E loro mi guardarono come per dire, non è che come facciamo noi quando puliamo la nostra stanza, che puliamo e poi non abbiamo voglia di raccogliere, mettiamo l'immondezza sotto il tappeto per nascondere le cose, presi coscienza del fatto che proprio mancava la percezione della nostra terra. E mi capitò un'altra avventura, questa volta a Milano. Eravamo lì per una cosa molto importante, dedicata De André al Teatro Dal Verne, una cosa molto importante col patrocinio della Fondazione De André. Facciamo lo spettacolo, bla bla bla, un sacco di cose. Dopodiché, a cena, sempre a cena, perché poi noi artisti siamo obbligati, no? Dopo ogni spettacolo, noi ormai sappiamo, viviamo come i pipistrelli, andiamo, ed è per quello che non ci seppelliscono nei cimiteri, perché noi mentre le persone vanno a lavorare dormiamo, ma c'è uno che sta fino alle 5 del mattino a chiacchierare, ecco. E quindi cosa successe? Successe che questa ragazza milanese, troppo toga, venne e mi disse, ah sì, De André, bravo, lui sì, che ha capito la Sardegna. D'altronde in Sardegna non ci sono eroi, non avete storia. Anzi, un eroe ce l'avete, si chiama Gigi Riva. Gigi Riva. Disse anche un'altra cosa, che prima, beh, era proprio sfortunata questa, disse che io di domani dovevo partire, dovevo fare uno spettacolo col coro di Bitti, perché tornava dalla tournée in giro per il mondo, dove aveva cantato davanti a Mitterrand, davanti a Kohl, davanti a Carter, mi sembra che fosse il presidente di allora degli Stati Uniti, e veniva a lavorare con me a Cagliari. E quindi dovevo lasciare Milano per andare. E dal coro di Bitti, ma chi sono quei nonnetti, quei puffi che hanno quella cosa in testa, che lavorano con Fabio Fazio? E gli avevo detto, quei puffi sono amici di Peter Gabriel, li produce, voglio dire, e hanno girato il mondo e hanno cantato. Mi resi conto che c'era un problema. E il problema qual era? Una storia della Sardegna e la percezione della Sardegna non era nota né agli italiani né al mondo, o perlomeno avevano una percezione della Sardegna che fosse la Costa Smeralda, quando la Costa Smeralda è tutt'altro che Sardegna, voglio dire, poverini, sono gli italiani che sono radunati là. Quindi, tornando al discorso, allora un altro aneddoto e cominciamo la nostra storia, perché è importante, perché ci spiega il motivo per cui a un certo punto stiamo perdendo la nostra vita, stiamo perdendola perché di fatto siamo dappertutto, eccetto sopra il nostro cuscino, voglio dire, per raccontare la storia della nostra terra. Era il 1996. Era il 1996, mi chiamò Marco Parodi. Marco Parodi è un grossissimo regista italiano che ha lavorato veramente con i massimi artisti italiani, sia in televisione che a teatro. E mi chiamò e disse, devo fare una manifestazione che si chiama Sadie desa Sardegna. Devo dire che io, era la prima volta, una grandissima manifestazione, un sacco di soldi, un sacco umano di dinari, un sacco di soldi stanziati, e tutti gli artisti sardi avevano deciso di boicottare questa manifestazione perché avevano dato i soldi a Marco Parodi, che era un regista straniero che veniva dall'Italia. Quindi non ci sono registi, perché volevo vedere quale regista sardo, si sarebbero uccisi i registi sardi. Comunque, tra di loro, per sapere chi tra di loro era il migliore e degno di prendersi questi soldi. Comunque, chiamano Marco Parodi e io vado lì molto arrabbiato. Avevo deciso di andare perché io ero un professionista, mi ha chiamato e vado a lavorare. E gli dico, tu, se fossi stato nei Paesi Baschi, ti avrebbero messo la bomba nella macchina. E lui mi ha detto, ti do la parte del rivoluzionario. E così fece Efisio Pintor. E fece Efisio Pintor
senza conoscere Fisio Pintor. Ma chi ne è sti gusto? Mi sembrava un eroe. E Fisio Pintor, Pintoreddu, che il giorno della rivoluzione, poi ve la racconterò, va col cavallo, si butta, ora sono piemontese, una cosa incredibile. E ho detto, cazzo, che figo che è questo qua. Oh, incredibile. Insomma, studio Fisio Pintore e vedo che è un infame. Che è quello che quando Giovanni Maria Angioi dice, ragazzi, qua cambiamo la Sardegna, dice, no, non ti conosco. E cerca di catturarlo per prendersi la taglia su Giovanni Maria Angioi. Quindi dico, c'è qualcosa da conoscere. Vado a vedere e c'era da conoscere un mondo di storie. E tutto quello che io avevo studiato a scuola, che abbiamo studiato insieme a scuola, e io mi sono reso conto che colonia, come se la Sardegna non avesse avuto mai storia, come se la Sardegna fosse stata fuori da ogni cosa, nascosta sotto il tappeto, quel tappeto che era la leggenda della cartina dell'Alitalia, come se non ci fosse niente. E allora da quel 1996, con tutti questi aneddoti che ho raccontato, mi sono reso conto che qualcuno lo doveva fare, ma non dentro le università, perché all'università ci vanno gli universitari, quindi l'hanno scelto, vanno per scelta a farsi torturare da questi vecchi cariatidi. No, io dico per la gente, perché la storia è della gente. E allora ho detto, lo voglio fare, ma come lo faccio? Lo faccio nel modo più semplice. Io sono figlio di contadini, i miei genitori erano attori contadini, mia nonna era un'attrice contadina, mio nonno era un attore contadino, recitavano, sapevano recitare, erano dei talenti. Antonino Medas, definito dal Corriere della Sera, mio zio, Corriere della Sera, il nuovo De Filippo, è scritto, si può vedere, era un contadino, e quindi lo farò da contadino. Quindi io vi racconterò una storia assieme ai miei amici che raccontano con me, con le loro voci, una storia da persone che si riuniscono in uno zilleri e vi raccontano una storia che potrebbe essere vera o forse no. Boh, però io vi voglio fare emozionare e direi di cominciare. La nostra storia comincia con la Rivoluzione francese. Il 22 di settembre del 1792 la Rivoluzione francese fa una delibera e dice: abbiamo portato la rivoluzione dove potevamo, dove non potevamo non l'abbiamo portata. C'è un posto in mezzo al mare dove c'è un popolo che sta soffrendo. E dov'è questo popolo? Questo popolo è la Sardegna, che deve sopportare un re che è tonto come Tesanappa, che non capisce proprio niente. Questo re che non era re, che è diventato re solo perché si è preso la Sardegna, che mai è venuto in Sardegna, anche perché non c'era la Costa Smeralda, quindi non aveva motivi di venire qui a scocciare, insomma, ecco. E poi perché, come hanno detto anche i suoi parenti, dopo molto tempo i sardi puzzano, probabilmente, come ha detto lui. Ecco. Comunque di fatto questo non è mai venuto e noi porteremo la rivoluzione francese lì, in quella terra. Eia, hanno risposto in coro quelli dell'assemblea della rivoluzione. Come facciamo? Dobbiamo armare una 60ina di navi. E che giro faremo? Partiremo dal continente italiano, da Genova, poi dopodiché scenderemo giù toccando la Maddalena, dopodiché ci divideremo in due tronconi, una parte andrà verso le isole di sinistra e un'altra parte sfocerà nel Golfo, dopodiché si riuniranno, una strategia straordinaria, chiamiamo il nostro ammiraglio, l'ammiraglio Trégueux. Quando l'ho raccontato in una scuola un ragazzo mi ha detto: lo conosco, gioca nella Juventus. L'ha confuso con Trezeguet, ma lui non comandava navi. Però bisogna insegnargli delle cose, ragazzi, bisogna avere molta pazienza. Comunque l'ammiraglio Trégueux gli hanno detto: vai, scendi giù in Sardegna e porta la rivoluzione. E con chi vado? Con i rivoluzionari, eia! E così sono scesi, in francese eia, e sono scesi, sono passati in Corsica, sono salite altre 7.000 persone, quasi 60 navi, di cui una ventina con uomini dentro, e invece gli altri erano con vetovaglie, roba da mangiare, le paghe dei soldati, e scendono verso la Sardegna. La loro abitudine era questa, che l'hanno fatto anche a Genova, a Pedi, insomma tutta quella zona, perché hanno fatto, per prendere un po' di soldini, mischinetti, erano senza soldi, sono andati a chiederli agli altri. Avevano un modello di esportazione della democrazia straordinario. Anche perché, dunque, cosa era successo con la rivoluzione francese? Avevano capito una cosa: 3 parole, con 3 parole loro definivano straordinariamente la rivoluzione: liberté, égalité, fraternité. Ma è successo
E si erano radunati e dice: libertà, 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 fraternità, 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 egalité, 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 libertà, fraternità, allora enfants de la patrie. È bellissimo, una cosa straordinaria. E la rivoluzione a un certo punto si era propagata, perché era la prima volta che gli uomini dicevano: siamo tutti uguali, ma anche coi preti siamo uguali, eia, ma siamo uguali anche con i re, eia, sono uguali a noi, ma sul serio si può essere uguali. Che cosa bella! Ma ce ne facciamo qualcosa del re? No, e allora gli tagliamo la testa. Tagliata la testa. E visto che si erano divertiti, ne avevano tagliato un sacco di teste dappertutto. E poi avevano questo modo di esportare la loro democrazia. Leggevano il bando della rivoluzione, la proclamazione della rivoluzione, poi bombardavano la città, facevano pagare i danni di guerra alle città che conquistavano, dopodiché avevano portato la democrazia. Devo dire che non è cambiato molto, il modello è sempre lo stesso, noi la esportiamo in questo modo ancora oggi. Devo dire che i francesi ci hanno insegnato molte cose che ancora usiamo. Comunque, per tornare ai rivoluzionari francesi, decisero di scendere con le loro navi e fecero tappa alla Maddalena. Lì incontrarono un tizio che si chiamava 1000 lire. Questo cominciò a bombardare le navi dei francesi da Palau e fece una strategia sbagliata, il Trégueux, per cui le navi rimasero un po' colpite da questo fuoco dei cannoni di Palau. Un certo Napoleone Bonaparte, che era con lui, era uno che non aveva gradi, litigò con Trégueux e gli disse: lei sta sbagliando di strategia. E Trégueux gli disse: stia zitto, lei non farà mai carriera, se ne vada, e lo cacciò via. Succede, anche l'Inter ha mandato via Balotelli per lo stesso motivo, voglio dire. Ecco, insomma, comunque, allora, questi la Maddalena le prendono, bisogna dire che le prendono, scendono giù, si dividono come erano d'accordo, alcuni vanno nell'isola di San Pietro e fondano la Repubblica di Carloforte, tolgono la statua del re e mettono l'albero della libertà, bombardano un pochino, perché la libertà mica la puoi ottenere in questo modo, devi bombardare un po' qua e un po' là, fecero l'albero della libertà, dopodiché fecero affari e business con gli abitanti del luogo, comprarono roba da mangiare, tutta una serie di cose, e poi dice: ora andiamo a Cagliari. Si prepararono. Alcuni soldati volevano prendere la città passando dall'interno, dall'Inglesiente, dal Sulcis. E così un centinaio di soldati che erano stati mandati in nave scoperta passarono verso il Marganai. Ma nel Marganai trovarono degli inglesienti che videro questi, poi gli spararono e questi fuggirono. No, passiamo dal mare, e decisero di passare dal mare. Passarono dal mare, arrivarono verso il 21 dicembre del 1792 verso la città di Cagliari. Ma nel frattempo a Cagliari i cagliaritani sapevano quello che stava accadendo ed erano preoccupati perché vedevano il viceré, Monsieur Balbiano, piuttosto distratto, che non faceva niente, e guardavano al castello dicendo: questo si funziona bene, questo non va in onda, questi stanno arrivando e quello non fa niente. E si parlavano fra di loro. Tra l'altro c'è la storia di un banditore di San Luri, di Sinai, che andò in giro a fare il bando dicendo: siete su bando che su rezzini dei pirandai contro tu su di noi dei sardos. In prigione l'avevano messo, perché allora non era possibile dire quello che si pensava, allora era impossibile. Insomma, comunque, fatto sta che questo banditore messo in prigione, i sardi aspettavano. Monsignor Melano, l'arcivescovo di Cagliari, andò da Monsieur Balbiano per dirgli: non possiamo stare in questa situazione, Monsieur Balbiano, i francesi sono alle porte, che cosa dovete fare? I sardi offrono 4.000 uomini, l'episcopato è disposto a vendere l'oro e gli argenti, e perfino da Sassari stanno vendendo l'oro e gli argenti per armare i sardi. Dobbiamo fermare questi facinorosi, questi folli. A Parigi hanno fatto strage di uomini, e hanno fatto strage di preti e di suore, hanno fatto strage di tutto quello che trovavano. Dobbiamo reagire. Dovete accettare l'aiuto dei sardi, Monsieur Balbiano. Monsignor Melano, il re mi ha scritto una lettera dicendo di non attaccare e di aspettare, di essere prudente. Abbiamo soltanto 1.600 uomini in Sardegna, 800 uomini già a Cagliari, e abbiamo 300 uomini del battaglione Smith, ma non servono a niente. E poi accettare l'aiuto dei sardi significa accettare poi dopo le loro richieste, e noi non possiamo accettare questo. Noi con i sardi non dobbiamo avere niente a che fare, loro stanno lì e noi stiamo qua. I piemontesi erano contenti di stare in Sardegna, perché loro con 1.600 uomini dominavano 400.000 persone, e in più cantavano le canzoncine ai sardi, li cantavano: filuli, filuli, voi sardignoli, crepate qui. Filuli, filuli, voi sardignoli, crepate qua.
I sardignoli era il nome che davano loro ai loro somari. Ci stavano bene qua perché i sardi erano buoni, silenziosi e non si ribellavano mai. Questo loro dicevano. E quando videro i francesi arrivare, i sardi si preoccuparono molto, perché Monsignor Melano li chiamò e gli disse: dovete stare attenti, perché questi sono folli. Questi distruggeranno tutte le chiese, bruceranno tutte le vostre case, vi ruberanno le vostre donne, socializzeranno le donne. E voi volete questo? Dobbiamo ribellarci. Ma Monsignor Balbiano non vuole, ci penso io. Insomma, Monsignor Balbiano si era trovato costretto a chiedere aiuto ai sardi, e i sardi si erano preparati. Il Sulis al porto di Cagliari e il generale Sant'Amour stava invece dall'altra parte, verso la zona della spiaggia del Poetto, quando c'era la spiaggia, voglio dire, a Quartu. Insomma, due forti drappelli di uomini pronti a difendere la città. Buonarroti, con 2 scialuppe, scende dalla nave, prende in mano il proclama della rivoluzione. Popolo di Cagliari, vi annuncio che è arrivata la rivoluzione. Sa, sì, l'abbiamo visto. Il Sulis dice subito: sparate. Ma non possiamo, capitano, c'ha la bandiera bianca, sparate a quelle navi, perché se no ci bombardano dopo. Ma noi non sparo io. E allora il Sulis aveva dato l'ordine di sparare, avevano sparato. Buonarroti c'era rimasto male e aveva detto: ma non si può fare così, ma ci sono le convenzioni, la bandiera bianca non può essere. Insomma, se ne erano andati via. Allora i francesi si erano arrabbiati e si misero a sparare con le loro navi, e spararono per 2 giorni 16.000 colpi di cannone. Alcune di quelle palle di cannone le potete trovare, si trovavano incastrate nel Palazzo Boyle o comunque nella chiesetta di Sant'Efisio, ancora incastonate nel muro. Le hanno raccolte e le hanno messe lì col cemento. I cagliaritani erano molto spaventati, perché sapevano che loro, i piemontesi, non li avrebbero difesi. Infatti il Sant'Amour, quando vide che sparavano al Poetto, che sparavano al porto di Cagliari, dal Poetto se ne scappò. Non era successo proprio niente, ma lui dice: tra vedere non vedere, mi indiando, non si sa mai, ed era tornato dentro il castello. E il Sulis era rimasto da solo coi sardi a difendere la città dai rivoluzionari che arrivavano. Allora i cagliaritani si ricordarono di avere un alleato nel cielo che si chiamava Sant'Efisio. Allora andarono nella chiesetta, lo vestirono da generale, gli misero il pennacchio, lo portarono fin su alla 3ª cinta muraria della città e gli dissero, l'avevano nella lettiga: guarda Sant'Efisio, e lo sollevavano. Guarda Sant'Efisio, facci la... Sant'Efisio, guarda. I francesi col cannocchiale vedevano questo pennacchio che faceva. Dico: per Bacco, questi sa che hanno un'arma segreta. Che razza di arma sarà mai questa? Beh, fatto questo, Sant'Efisio aveva visto tutto. I cagliaritani sapevano che lui non li avrebbe delusi. Lo riportarono nella chiesetta. Arrivò un telegramma, non un telegramma, una lettera, un dispaccio. Arrivò all'ammiraglio Treguet, che stava nella nave. Siamo il 13 febbraio del 1793. C'era scritto che l'Inghilterra aveva dichiarato guerra alla Francia e che quindi bisognava tornare perché c'era bisogno di navi. Ma Treguet pensava: non voglio tornare a casa a mani vuote, voglio tenteus l'ultimo colpo in francese, tentiamo l'ultimo colpo. E così decide di mandare circa 800 uomini con 2 navi che si avvicinano alla parte più alta del Poetto e con delle tende dei soldati. Questi soldati scendono in Sarena, nella spiaggia del Poetto, sistemano le tende. Quel giorno pioveva, ma su scuri gadroggio, al tramonto del sole, loro sbarcano. Volevano sorprendere la città alle spalle.